Bentrovati, ore 13 in diretta con noi Piero Del Bello, presidente del IRCI, bentrovato, per raccontarci di questa nuova mostra Casanova in viaggio, porti e approdi dall'Adriatico al Levante, Trieste, l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Una mostra in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia, la Regione Veneto e tanti altri partner pubblici e privati con materiali e documenti mai visti prima, ma anche con tante sorprese ovviamente in via Torino, no? Certamente. Allora, andiamo a raccontare innanzitutto come nasce l'idea di mettere al centro della mostra, insomma, evidente un personaggio iconico come Casanova. Qui abbiamo anche la locandina che vi faremo vedere. Il povero Piero Del Bello è l'umile direttore dell'IRCI, perché il nostro presidente è il dottor Franco De Grassi, questo per correttezza. Scusami. Casanova nasce da un'idea e da un gioco di dialoghi con Antonio Trampus, docente a Ca' Foscari a Venezia, nostro però triestino, grande esperto del Settecento, grande conoscitore di Casanova, uomo delle opere di Casanova, di quello che Casanova ha significato. E allora, perché no, visto che Casanova viaggiatore, fa addirittura 2 lunghi viaggi lungo tutto l'Adriatico, passando per l'Istria, passando per la Dalmazia, arrivando fino a Costantinopoli. Di questi viaggi lascia diari, e sono delle cose meravigliose, diari noti, poco studiati, diari anomali, sono scritture di viaggio molto diverse da quelle che faranno hanno già fatto i suoi coevi come epoca, colleghi. Lui non descrive il territorio dal punto di vista geografico, ma guarda la gente. Parla delle persone, degli usi, ma cosa stanno facendo quelli? Ecco, ci anticipa di un secolo quelli che saranno i resoconti di viaggio dei viaggiatori dell'Ottocento. Casanova è un innovatore in tutto, anche in questo. Testimoniamo nella mostra e abbiamo l'orgoglio di essere veramente, l'estero si sta muovendo, ma in Italia, in questo piccolo IRCI di Trieste, Istituto Regionale per la Cultura Istriano Fiumano Dalmata, assieme a Ca' Foscari chiaramente, e poi ci sono effettivamente tanti altri partner, apre l'unica mostra in Italia attualmente su Casanova. Ma la mostra ha qualcosa di più, perché è vero, la documentazione, documenti del Settecento, una serie di splendide stampe del Settecento che riguardano i territori toccati da Casanova. In Istria si ferma ad Orsera, perché Orsera in quel momento è il luogo dove tutte le navi che partono da Venezia si fermano, caricano o scaricano la zavorra, a seconda se sono in andata o in ritorno, ma Orsera è un po' una sorta di Portofranco nel Settecento, lì c'è tutto e tutti. Casanova ovviamente si ferma a Orsera, ha degli incontri, e cosa nota? Si prende anche lo scoglio, anche una malattia venerea. E nel secondo viaggio che farà in questo territorio, infatti uno degli episodi significativi è l'incontro col dottore che allora lo curò e che gli disse: grazie a te ho avuto tanto lavoro. Lasciamo gli ascoltatori interpretare. Ecco. Ma accanto a tutto questo percorso estremamente serio, scientifico, un po' da addetti ai lavori indubbiamente, se si fa una mostra e si vuole incontrare il gusto di un ampio pubblico, bisogna cercare qualcosa d'altro. Ma Casanova, nel nostro immaginario collettivo, cos'è? È il libertino, è l'amatore, ma è lo scrittore. In realtà Casanova è stato tante cose, ma è stato tante cose che poi in quella che è l'immagine che traspare nel tempo non emergeranno mai. Economista, in qualche modo scienziato, storico, tant'è vero che lo mettiamo in parallelo con situazioni di eminenze istriane del Settecento, e l'esempio più eclatante è quella figura di Gian Rinaldo Carli, forse il più illustre personaggio del Settecento istriano, il grande economista che conoscerà Casanova, con cui avrà a che fare, perché poi Casanova sarà coinvolto anche in situazioni di Stato, in Stati europei, per risollevare le finanze di questi Stati. Ecco, il dialogo con Gian Rinaldo Carli c'è, e una cosa li accomuna, è l'interesse per l'America.
Nell'occasione mostriamo anche qualcosa che riguarda Gianni Naldo Carli che è eccezionale. L'Istituto è riuscito ad acquisire e ad avere, fa parte del nostro patrimonio, il manoscritto originale, le lettere originali, le lettere americane di Gianni Naldo Carli, gli originali. Ci sono due università americane che vorrebbero averle. Ma volevo domandarti una cosa, no? Per far capire anche al pubblico, cioè il personaggio storico Casanova, perché come si trasforma in un mito di cui ancora oggi si parla, si fanno film, cioè come nasce? Perché tu giustamente dici che la figura era molto altro e molto di più rispetto all'aspetto del grande, diciamo così, Casanova, si direbbe oggi usando la sua parola per dire, insomma, uomo che piaceva tanto alle donne. Casanova non era solo grande nel senso di grande personaggio, era addirittura alto, perché abbiamo il suo passaporto, rilasciato poi nell'ultimo periodo della sua vita, che fece in Boemia, nella città di Dux, oggi Duchov, gli ultimi 10-12 anni visse là, e questo passaporto lo descrive, perché poi non c'era la fotografia, noi abbiamo un'immagine di Casanova che ci è stata tramandata nel tempo, ma è un disegno. Certo. Casanova era alto 1,90 m, aveva il colorito olivastro, il naso lungo, la fronte ampia e spaziosa, era veramente un personaggio. Ma perché nasce il mito? Oggi noi ci chiediamo come mai Casanova ancora oggi è un nome che dice molto, non qualcosa, molto. Probabilmente Casanova è stato più fortunato in morte che in vita, nonostante la sua vita sia stata particolarmente complessa, avventurosa, mille siano state le sfaccettature di quella che è stata la sua esperienza in 1000 settori. Basta pensare alla fuga dei piombi, no? Impossibile fuggire dai piombi di Venezia, eppure Casanova ci riesce, e uno pensa, ma come un tocco de matto da 1,90 m, eppure dai piombi cunicoli terribili a Venezia riesce a fuggire, sì. Però il Casanova seduttore, grande amatore, il Casanova che poi starà a Trieste per un lungo periodo, il Casanova che a Trieste verrà in un momento particolarmente debole della sua vita, sfortunato, in cui sarà messo al bando da Venezia, e a Trieste riuscirà a collocarsi, verrà ben accolto anche la festa carnevalesca a Trieste, dove le personalità triestine lo accolgono, lo tengono alto, ma alla fine lì esce anche il Casanova agente segreto, il doppio gioco che fa per Venezia stando in un luogo, Trieste, che è Austria. Il gioco che fa comodo a Venezia, anche se Venezia lo ha in questo momento eliminato, ma il gioco che fa comodo anche all'Austria per capire cosa si può e si vuole avere sotto banco nei rapporti con Venezia. Tutto questo, c'è un episodio banalissimo, velocissimo, ve lo racconto, quando lui sarà alla festa a Trieste carnevalesca, verrà corteggiato da tutti i personaggi in maschera, da Arlecchino. Quest'uomo Arlecchino, corteggiato, dialogherà e lui vede Arlecchino e Arlecchina, e resta affascinato da questa situazione, e quest'uomo, questo Arlecchino che parla con lui, gli fa vedere l'Arlecchina, la sua compagna, e lì ci sarà la grande disillusione, perché dopo un po' di tempo, non in quella sera, gli diranno: guarda che l'Arlecchino con cui tu parlavi, da cui eri affascinato ma guardavi Arlecchina, in realtà era una donna, mentre l'Arlecchina era un uomo. Ecco, ci sono tutti questi giochi nell'aneddotica vera però che riguarda Casanova. Casanova diventerà più famoso probabilmente dopo la morte, nonostante tutte le cose che avesse passato e vissuto nella sua vita. Diventerà un'immagine simbolo, sono innumerevoli film su Casanova. Ecco, questo è l'altro aspetto. Questo è l'altro aspetto, no? Quindi da Fellini a Lendelon. Esatto. L'altro aspetto della mostra è il Casanova che noi abbiamo chiamato Casanova Pop, il Casanova protagonista del film, appunto, come hai ricordato bene, da Fellini al Casanova di Comencini, al Casanova, poi Casanova 70 con Marcello Mastroianni, dove c'è l'immagine di c'è il Casanova, non è Casanova il personaggio, ma è quello che significa il nome Casanova, che diventa un modo di essere, come Don Giovanni è il Don Giovanni, così Casanova è il Casanova. Ci sono film bellissimi rappresentati, John Malkovich, insomma, fino agli anni 2000. Tutto questo è rappresentato in mostra.
però c'è anche un colpo finale che rende la mostra ulteriormente, è vero, tutta la parte alta per gli addetti ai lavori, per la massa del pubblico questo gioco, Casanova nei film, Casanova personaggio dei fumetti, di Sacrante, Emilio Manara, che crea l'album in tempi tutto sommato recenti con la vita e le storie di Casanova, ovviamente con quelle ragazze procaci come disegna Milo Manara, ma Milo Manara che usa Casanova anche in un diciamo fumetto in cui lo prende in giro perché accanto a sta ragazza come una silfide che esce dal disegno di Milo Manara c'è un Casanova già anziano che sembra pubblicizzare dei detersivi o comunque dei saponi, ma qui accanto c'è un paccone di pannoloni. Questo è il modo di sacrare la figura del grande amatore. C'è qualcosa, i fumetti, la pubblicità, negli anni 20 e negli anni 30, l'immagine di Casanova nei calendaretti del Barbiere, le figurine con Casanova. Noi tutti ricordiamo, almeno quelli più vecchi, che ad un certo punto la Buitoni lanciò la campagna dei Quattro Moschettieri di Nizza e Morbelli con questa raccolta di figurine di cui l'immagine stereotipata della figurina impossibile da trovare era il feroce Saladino. Ecco, in quella raccolta di figurine della Buitoni c'è anche la figurina Casanova. Questo ti dà la misura di come Casanova sia per tutto il secolo, un secolo dopo di lui, oltre l'Ottocento, nel Novecento sia veramente diventato un personaggio simbolo. Ma questo simbolo esiste tuttora, perché c'è il terzo aspetto della mostra. Nei prodotti, diciamo così. Nei prodotti. Abbiamo voluto fare un passo in più. Davanti a questa scelta di mostrare i due mondi di Casanova, il Casanova appunto studioso, scienziato, storico, scrittore, seduttore anche per l'amor di Dio, perché poi emergono le stampe che riguardano Casanova, le stampe osè, le stampe un po' erotiche, giustamente perché il suo personaggio era anche questo. Accanto a tutto questo, tutta la parte pop, come ho detto, ma poi ci siamo chiesti, ma Casanova è un nome che funziona anche oggi? E abbiamo fatto un'indagine in tutta Italia. Ci sono numerosissime aziende che si chiamano Casanova o comunque che usano il nome di Casanova per un loro brand o per un loro prodotto. Un esempio eclatante è l'antico Caffè Greco di Roma, che produce il caffè Casanova. E il caffè Casanova ha nel pacco, che noi esponiamo, l'immagine di questo figurino settecentesco e la scritta Casanova. La domanda è, ma oggi quanti dei giovani sanno esattamente chi è Casanova e cosa significa Casanova? Ma a questa domanda bisogna rispondersi così. Ci sarà qualcuno di curioso che con in mano questo pacco di caffè Casanova dice ma perché si chiama Casanova e cos'è sta figura di quest'uomo con questi abiti strani? Ecco, Casanova si sta eternando come nome perché noi abbiamo innumerevoli aziende in Italia che usano questo nome. E allora il terzo colpo, dal nostro punto di vista geniale per la mostra, è stato chiedere a questa azienda: noi facciamo questo, voi avete il nome di Casanova nei vostri prodotti o comunque in qualche vostro brand o addirittura nella vostra azienda c'è questo nome, volete partecipare a questa iniziativa? Vogliamo con voi dimostrare come ancora oggi Casanova è un mito, è un simbolo del Made in Italy. Mandateci il vostro prodotto, che così mostriamo al pubblico l'eternità del nome di Casanova a 300 anni dalla nascita. La risposta è stata totale. Tutti hanno aderito, ci sono arrivate delle cose. Quello che è singolare è che tutte le ditte che noi abbiamo contattato e che hanno il nome di Casanova o nella ditta stessa o in un loro brand, sono ditte che nella diversità dei prodotti fanno prodotti di alta qualità. Quindi un Casanova che rimane nobile anche nel prodotto. Allora, mostra che si inaugura domani, venerdì 30 maggio, alle 17:30, visibile al pubblico in via Torino 8 dal lunedì alla domenica fino a martedì 30 settembre, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19, anche per chiaramente invitare a venire a vedere questa mostra che quindi accompagnerà triestini, turisti e tutti coloro i quali vorranno vederla sostanzialmente per tutta l'estate. Esatto. Allora io ringrazio ancora Piero Del Bello e quindi andate a vedere questa mostra perché sicuramente troverà motivo di interesse. A tra poco per il nostro telegiornale.
Bentrovati con una nuova edizione del telegiornale meridiano di Tele4. Iniziamo con la politica regionale perché è stato approvato a maggioranza in quinta commissione del Consiglio regionale il programma triennale per la sicurezza in Friuli Venezia Giulia che è stato illustrato dall'assessore competente Pierpaolo Roberti. Molti temi che riguarda, quindi nuovi agenti della polizia locale, steward sugli autobus, fondi per le telecamere, prevenzione. Sentiamo il servizio di Laura Buccarella. Tante risorse ancora messe a disposizione. Ricordo sempre che quando ci siamo insediati nel 2018 arrivavamo a 3 milioni di euro circa, adesso stanziamo un programma sicurezza, quindi che può essere ancora incrementato con le leggi di assestamento e con altre leggi di settore durante l'anno, ma partiamo da una base di 7 milioni e mezzo di euro. È passato a maggioranza in quinta commissione del Consiglio regionale il programma triennale sicurezza che stanzia 7 milioni e mezzo per potenziare la polizia locale, la prevenzione e la vigilanza sugli autobus, la sicurezza stradale, per citare solo alcuni dei capitoli. L'assessore alla sicurezza Pierpaolo Roberti l'ha definito un investimento strutturale. Supporto alle forze di polizia locale per strumentazione, per spese correnti, per impianti di videosorveglianza, un po' per tutta la loro attività e renderli ancora più efficienti, ma anche progetti per il territorio di sensibilizzazione per la prevenzione di determinate tipologie di reato. Penso alla violenza di genere, al contrasto al bullismo e cyberbullismo, ai reati informatici, insomma tutti quei reati fastidiosi che creano allarme sociale e preoccupazione nei cittadini, progetti di educazione stradale con le ACI, progetti che mirano a potenziare i comuni tramite l'utilizzo delle guardie giurate a bordo degli autobus della nostra regione, ma anche nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione sopra i 30.000 abitanti e nei comuni turistici. Il piano triennale, dopo la definitiva approvazione, sarà attuato in sinergia con gli enti locali e con tutti gli attori coinvolti per garantire interventi calibrati sulle esigenze del territorio. Insomma, andiamo ad agire a tutto tondo per poter garantire una risposta efficiente ai cittadini che ci chiedono risposte concrete. Noi siamo disponibili sul tema fino a quando non vedremo una sensibile diminuzione dei reati e soprattutto una percezione positiva da parte dei cittadini ad investire tutte le risorse necessarie e ogni mezzo possibile per garantire la sicurezza sul nostro territorio. E ovviamente sul tema in Consiglio regionale c'è stato grande dibattito fra maggioranza e opposizione, voto contrario in commissione di Furio Onsel di Open Sinistra FVG. Qui c'è quasi 1 milione che va su questo concetto della sicurezza sussidiaria che appunto avevamo sempre avversato. La sicurezza si garantisce con dei professionisti e soprattutto si garantisce appunto potenziando quelle che sono le figure istituzionali e poi in particolare nella disamina generale di come l'andamento della criminalità, dei crimini nella nostra regione non si fa nessun cenno a un tema per me gravissimo che è quello del caporalato. In particolare la violenza sulle donne nella nostra regione ha un sostegno molto forte dove associazioni, polizia e anche reti sociali avvolgono e incrociano i destini di certamente donne che vengono perseguite all'interno del loro nucleo familiare ma che poi trovano una soluzione in un percorso di uscita da un tunnel nella tutela loro e dei loro bambini. Ha una proposta che prevede parecchi finanziamenti in più rispetto allo scorso anno, una cosa però abbastanza strana che nel corso degli anni aumentano i finanziamenti e aumentano anche le situazioni delittuose. Per esempio quello che ho proposto sono gli educatori di strada, questi ragazzi che si aggirano in ore anche tarde per le città o per i paesi, mettono inquietudine ai passanti e alle persone, ma soprattutto sono ragazzi che hanno dei bisogni. Si sa benissimo che con l'investimento sulla sicurezza è il punto di forza, si possono fare progetti come nella sezione sesta dove si cerca la collaborazione con l'ACI per la sicurezza stradale, la sicurezza sul trasporto pubblico locale dove vengono incentivati i controlli sia per la sicurezza degli operatori che per i cittadini. Oltre al fatto delle forme associative fra comuni per le forze di polizia locale. Secondo me poi, per non parlare degli investimenti sulla tecnologia, sulle telecamere. Allora, Barcolana 57 si presenta con un nuovo payoff dove la passione incontra il mare, un'edizione diffusa e inclusiva che da Trieste alla Carnia punta a unire sport, persone e territori. Per noi questa mattina ha seguito la presentazione della 57esima edizione Bernardo Gulotta.
Dove la passione incontra il mare, questo è il payoff dell'edizione 57 della Barcolana presentata oggi alla Società Velica Barcole Grignano. Passione e incontro, due parole chiave che riassumono bene lo spirito della Barcolana, la passione come motore di ogni attività, con lo spirito genuino di chi si spende per un obiettivo, l'incontro come aspetto di coesione sociale, di condivisione, dove in barca come in ufficio tutti si danno una mano, dove le persone, a prescindere dalla provenienza o dalle abilità, si incontrano in una festa che lancia un messaggio sempre positivo volto alla solidarietà e alla gioia di stare in compagnia. Il mare, diciamolo, lo diamo per scontato. Mancano 5 mesi, ma entusiasmo e interesse di tutti presenti oggi, in primis dello staff e del presidente Mitja Gialuz, erano palpabili nell'anticipare il ricco programma con tanti sport che dal 3 al 12 ottobre animeranno il capoluogo regionale, ma non solo. 57esima edizione di Barcolana all'insegna di un nuovo payoff dove la passione incontra il mare. Sarà una Barcolana di incontri tra comunità, tra sportivi diversi, tra territori. La Barcolana per la prima volta arriva in Carnia, si estende a diversi sport, il SUP, il nuoto, una Barcolana fan che addirittura coinvolgerà tutta Italia, la Barcolana Maxi. Tanto mare, tanti sport del mare, ma tanta cultura, Barcolana Summit, Barcolana un mare di racconti e poi domenica 12 ottobre il gran finale con la 57esima edizione della Coppa d'autunno, con tante novità. Per chi si iscrive una lotteria e si potrà vincere addirittura un'automobile per riuscire a coccolare i nostri iscritti. In un mondo che si divide vogliamo lanciare un messaggio: l'incontro tra sport e genera positività. Da Trieste a Lignano e Grado fino in Carnia al Lago di Cavazzo, una delle novità dell'edizione 2025. Il Lago di Cavazzo è un luogo meraviglioso di una regione che unisce la terra, la collina, la montagna e il mare nell'arco di 3/4 d'ora, perché da Lignano, dove si terrà la Barcolana Beach Sprint, a Grado dove si terrà la Barcolana SUP, a Cavazzo ci si impiega davvero meno di un'ora, e questa è una peculiarità della nostra regione che insieme a Promoturismo vogliamo valorizzare e promuovere. E a margine proprio della presentazione della Barcolana abbiamo parlato con il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, perché è stato cancellato il concerto dei 5 presidenti, o quantomeno rinviato, che si doveva tenere a Trieste per indisponibilità di alcuni protagonisti sul fronte presidenziale, diciamo così. Sentiamo. Il concerto per la pace, previsto per il 20 giugno in Piazza Unità a Trieste, con la partecipazione dei presidenti d'Italia, Croazia, Slovenia, Austria e Germania, è stato ufficialmente annullato. L'evento, sebbene mai comunicato pubblicamente dal Comune, era stato confermato dal sindaco Roberto Di Piazza, che in un'intervista spiega le ragioni della rinuncia. Ho rimandato perché non c'era la disponibilità del tedesco e dell'austriaco. A questo punto ho detto, siccome volevo fare il concerto per la pace questa volta, allora ho detto aspettiamo, adesso parlerò col presidente tedesco e col presidente austriaco e dopo troveremo una nuova data. Alla base della decisione c'è l'attuale situazione internazionale, resa sempre più incerta dai delicati equilibri geopolitici che coinvolgono anche l'Europa. In particolare le difficoltà nel garantire la presenza dei capi di Stato di Austria e Germania hanno reso impossibile la realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti. Il progetto nasceva con l'intento di rilanciare un messaggio di unità e cooperazione tra paesi vicini sulla scia dell'incontro storico del 2010 tra Napolitano, Turk e Josipovic. Nonostante l'interesse mostrato da istituzioni e ambasciate, l'impossibilità di ottenere conferme ufficiali ha portato alla decisione di annullare l'evento. Di Piazza ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione e non esclude l'ipotesi di riproporre l'iniziativa in futuro. Lei punta a farlo entro l'anno comunque? No. Io sono a disposizione di Mattarella e degli altri presidenti, sono loro che mi devono dare la loro disponibilità. Bene, ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale per le ultime su traffico, viabilità, altre indicazioni. Ci colleghiamo, sì, siamo pronti con Marco Cernecca, assistente scelto della Polizia Locale. Buongiorno, ben trovato. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Prego. Allora inizierei con la situazione attuale del traffico che vede sulla rete stradale traffico abbastanza scorrevole. Abbiamo avuto dei rallentamenti sul tratto di via Teatro Romano a causa di alcune soste che anche in concomitanza con l'entrata del parcheggio hanno fatto sì che la situazione sia appunto un po' rallentata per quanto riguarda il traffico.
Non abbiamo al momento segnalazioni di incidenti. Questa mattina le nostre pattuglie sono state abbastanza impegnate per interventi inerenti a rimozioni, passi carrai, ordinanze lavori e anche divieti di sosta, diciamo, normali. Abbiamo effettuato un rilievo di sinistro stradale in via Solitro a carattere di solo danni, fortunatamente. Per il pomeriggio devo dire che sono previsti, compatibilmente con le condizioni meteo, alcuni lavori su degli impianti semaforici siti in via Ginnastica Gatteri, poi successivamente Val di Rivo Roma e infine Roma Mazzini. Comunque ci saranno anche le nostre pattuglie a seguito appunto dei lavori per la viabilità. Abbiamo avuto una comunicazione appunto recente di chiusura di via Donadoni nel tratto tra Petronio e via Matteotti per lavori sulla linea elettrica da parte della ditta Cegas. E tornando sempre a Teatro Romano, anche pomeriggio le nostre pattuglie saranno comunque presenti a presidiare l'arteria affinché non si creino rallentamenti. Un'ultima nota da parte dell'ANAS, da questa sera dalle ore 21 e fino alle 5 di domani, quindi del 30, sulla direttrice Venezia, sulla corsia di marcia, sarà chiuso lo svincolo di Sistiana. La chiusura interesserà tutti i veicoli. Per cui altre cose al momento non avrei da riferire, tornerei la linea. Perfetto, grazie a Marco Cernecca. Proseguiamo con quella che potrebbe essere una novità in casa Pallacanestro Trieste. Riccardo Fois potrebbe essere il futuro allenatore della Pallacanestro Trieste al posto di Jamion Christian, una pista che potrebbe essere molto calda secondo quanto riportato da Superbasket, uno dei nomi in lista nella società biancorossa che con il GM Mike Arcieri ovviamente sta vagliando le possibilità. Uno dei nomi è quello di Riccardo Fois, assistente dell'Italbasket, cioè della nazionale italiana guidata da Gianmarco Pozzecco sin dal lontano 2017. Fois, in uscita dal basket americano, faceva l'assistant coach in NBA con i Sacramento Kings. Di conseguenza potrebbe essere un serio candidato a sedersi sulla panchina di Trieste a partire dalla prossima stagione. Vedremo naturalmente se nei prossimi giorni ci saranno o meno conferme. Quarto posto a livello nazionale, risultato finale in A1 delle Orchette che hanno perso la finale per il terzo e quarto posto con Rapallo, serie chiusasi sul 2-0. Le Orchette chiudono la stagione al quarto posto a livello nazionale. In gara 2 contro Rapallo la formazione di Zizza non è riuscita a ribaltare la sconfitta dell'andata in Liguria, perdendo anche alla Bianchi per 9-11. Quel tanto che basta alle avversarie per chiudere la serie sul 2-0, aggiudicandosi la medaglia di bronzo della waterpolo femminile in Italia. Resta il risultato acquisito dei preliminari di Champions League, disputando per il terzo anno consecutivo una Coppa Europea, ma anche il rammarico al tempo stesso di aver perso la seconda finale di Coppa, subendo la sconfitta nell'atto finale con le olandesi del De Zan. Tutti elementi da mettere sul piatto nella valutazione finale della società e nella programmazione per l'anno che verrà. Non posso che complimentarmi per la stagione che hanno fatto queste ragazze e cercare poi dopo di trarre le cose migliori da questa stagione per portarci poi per l'anno prossimo. Sia stata una stagione positiva sotto tutti i punti di vista, nel senso che i risultati sono arrivati, la crescita si è vista di questa squadra, si è chiuso un progetto diciamo di 3 anni, adesso se vogliamo fare qualcosa in più, anche se è molto ma molto difficile perché diventa proprio difficile poi recuperare determinati giocatori che possono farti fare il salto di qualità, però c'è una progettualità, bisogna avere la pazienza di sapere aspettare, anche perché le altre squadre sono sempre molto strutturate, ben strutturate e si rafforzano anche, per cui ripeto, parte un nuovo ciclo e bisogna capire poi dopo con chi farlo partire, come partirà e le condizioni che vogliamo dare a questo nuovo ciclo. In quest'anno purtroppo è andata come è andata, archiviamo e insomma ora ricomincerà un nuovo ciclo. È stata una stagione buona ma sicuramente non eccellente, ci è mancato quel qualcosa in più per alzare una coppa o portarci a casa una competizione e purtroppo non siamo riuscite. Sicuramente siamo cresciute, è tutta esperienza che ci si carica sulle spalle, però non una stagione brillante, questo possiamo dire.
Allora, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo per quanto riguarda l'altra parte del telegiornale, ma vi devo preannunciare invece la serata a Ring. Questa sera ci sarà l'importante appuntamento settimanale dedicato prima alla politica regionale e poi al caso Liliana. Quest'oggi con noi in studio per la prima parte alle 21:10 di Ring ritroveremo Claudio Giacomelli di Fratelli d'Italia, Antonio Caligaris della Lega, Massimo Moretuzzo di Patto per l'Autonomia e Francesco Martinez del Partito Democratico, tutti consiglieri regionali. Poi nella seconda parte dedicata al caso Resinovic con Gianluca Paladini in conduzione, il criminologo Pierpaolo Martucci, Giampaolo Sarti del Piccolo e Nicolò Giraldi di Trieste Prima. Quindi doppio appuntamento stasera a Ring, politica regionale e caso Liliana. Restate con noi. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale meridiano, ricapitolo delle notizie dell'edizione della sera di ieri, verso il licenziamento purtroppo di 160 lavoratrici e lavoratori della Tirso. Dal vertice in regione è emerso che Roncadin ha confermato di non voler proseguire con l'acquisizione dello stabilimento delle Noghere, quindi una situazione veramente complicata. Non è andata bene, avevamo una piccola speranza che Roncadin rientrasse e la Regione l'ha incontrato ieri, però non ci sono più i presupposti. Questo vi hanno comunicato in Regione, che cosa succede adesso? Adesso attendiamo ancora fino al 12 giugno per la procedura negoziata. Il famoso professionista che è stato nominato ancora all'inizio di tutto questo procedimento dovrà vedere se c'è la possibilità di proroga della cassa integrazione straordinaria. Male perché la Regione si è impegnata fino all'ultimo giorno a lavorare con questo Roncadin che alla fin fine ha trovato, secondo loro, delle scuse banali per tirarsi indietro e ormai i tempi sono strettissimi, abbiamo ancora 10 giorni fino al 12 di giugno per trovare un altro imprenditore, che sarà impossibile. E noi alla fin fine, io ho chiesto alla Rosolén, dopo il 12 giugno dobbiamo ritenerci licenziate? In teoria sì. La delusione sui volti delle lavoratrici e dei lavoratori della Tirso è evidente dopo l'incontro in Regione che ha di fatto confermato lo scenario delineatosi nelle ultime settimane. La Roncadin si è sfilata dalla trattativa. Il 12 giugno 160 persone saranno licenziate. I rappresentanti sindacali sono stati ricevuti dagli assessori Bini e Rosolén, presente Confindustria. È un imprenditore che fa atti formali e si impegna formalmente con una giunta regionale, insomma io penso soprattutto un imprenditore importante come Roncadin abbia preventivamente analizzato la situazione in campo, insomma stento a non credere che un imprenditore si butti così senza un'analisi preventiva approfondita. Sperate di trovare altre imprese interessate? Ma insomma la Regione continuerà fino all'ultima ora a lavorare al fine di, però insomma il tempo purtroppo ci è stato sottratto. Dal 12 giugno i 160 lavoratrici e lavoratori sono senza lavoro. Sono senza lavoro e si procederà con i licenziamenti. La Regione ha messo, comunque si sta attivando per le politiche attive del lavoro e per il ricollocamento. Nuovo passo avanti per il ritorno delle province. In Friuli Venezia Giulia, via libera del Senato la riforma dello Statuto del Friuli Venezia Giulia, ne abbiamo parlato ieri, ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale che modifica lo statuto speciale del Friuli Venezia Giulia, prende la strada al ripristino delle province. Dopo il primo sì della Camera lo scorso ottobre il testo ha ottenuto il via libera anche da Palazzo Madama. Ora si attende una doppia lettura a distanza di almeno 90 giorni l'una dall'altra per l'approvazione definitiva prevista entro fine anno o inizio 2026. Stiamo assolutamente seguendo quelle che erano le nostre previsioni. Avevamo detto maggio la prima lettura al Senato, poi sappiamo che c'è tra il primo e il secondo passaggio 3 mesi di pausa obbligatoria previsti per legge in cui non si possono fare ulteriori votazioni, ma noi avevamo detto in autunno. Se non sarà autunno saranno i primi mesi del 2026 quelli della seconda lettura tra Camera e Senato. In ogni caso per la primavera prossima noi avremo a casa sicuramente quella competenza specifica che ci permetterà di normare. Quando dico ci permetterà di normare ovviamente dico che ci permetterà di portare una legge su cui stiamo già lavorando ovviamente da anni, che quindi già
sostanzialmente pronta e che ci vede preparati per affrontare questa sfida, che è una sfida di buon senso, perché riavviciniamo di nuovo il potere, le funzioni a servizio dei cittadini e i soldi spesi dai cittadini alla scelta dei cittadini. Il provvedimento inserisce gli enti di area vasta tra quelli locali, con organi eletti direttamente, e affida alla Regione la disciplina su istituzione, confini, funzioni e modalità di governo. Intanto gli uffici regionali sono già al lavoro per predisporre gli atti necessari alla creazione dei nuovi enti intermedi. L'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Orberti rimarca l'importanza della creazione di un ente intermedio fra i comuni e la regione per tutte quelle materie che hanno necessità di un soggetto unico e dedicato che se ne possa occupare a tempo pieno. I comuni amministrano un territorio, le regioni hanno il compito di programmare e fare le leggi, ma quando si parla di amministrazione, ma non di un territorio piccolo come quello di un comune, ma di un territorio più vasto come quello delle ex province, serve un ente intermedio, perché non c'è altrimenti un ente che lo fa. E quando decidi di abolire le province e spostare tutte quelle competenze in regione, attribuisci una funzione a un ente che non è stato costruito per esercitarle, e quindi rendi il tutto molto più complesso e anche dispendioso e meno efficiente. Allora, sono scesi in campo anche quest'anno i giocatori di pallacanestro Francesco Candussi e Stefano Bossi per sostenere AIRC nella lotta contro il cancro. A Canestro per la ricerca, l'iniziativa che si rinnova con tutta una serie di tornei, di raccolte fondi che abbiamo raccolto in questo servizio. Sport, solidarietà e ricerca tornano protagonisti a Trieste con la seconda edizione di A Canestro per la ricerca, in programma dal 17 al 22 giugno, un evento che unisce divertimento e impegno, coinvolgendo l'intera città in una grande mobilitazione a favore della fondazione AIRC e dei suoi 5.400 ricercatori impegnati ogni giorno nella lotta contro il cancro. Dopo il successo dello scorso anno, l'iniziativa, guidata dal cestista triestino Stefano Bossi, si rinnova con un'edizione ancora più ricca, inserita nelle celebrazioni per i 60 anni di AIRC. Il messaggio è chiaro: il cancro si combatte anche con la prevenzione e con il sostegno alla ricerca, e la città risponde con entusiasmo grazie al supporto del Comune di Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia, di Promoturismo FVG e di numerosi altri partner locali come l'Agenzia Creativa. Unire la pallacanestro al mondo della ricerca chiaramente permette ai ragazzi anche più giovani non solamente ad avvicinarsi al mondo della ricerca, ma della prevenzione, cosa che è fondamentale per tutti i ragazzi più giovani. Il primo appuntamento è fissato per martedì 17 giugno da Italy, main partner dell'evento, con una degustazione assieme al cestista Francesco Candussi e a seguire una charity dinner con lotteria e asta solidale. Grazie alla Creativa e a tutti i nostri partner abbiamo aggiunto una serata post torneo, un aperitivo che si terrà a Piazzale Straudino, abbiamo aggiunto una degustazione dei vini prima della cena, in modo tale da sensibilizzare, da avere sempre maggiore pubblico che si affaccia a questa manifestazione. Il weekend del 21 e 22 giugno sarà invece tutto dedicato al basket. In Piazzale Straulino andranno in scena tornei 5 contro 5 under 17, sfide solidali e il Memorial Dario Bossi, accompagnati da animazioni, stand informativi e attività per tutte le età. Sabato e domenica ci saranno degli stand dove ci saranno dei giochi come dei tiri liberi, oppure anche delle basiche postazioni in cui si potranno acquistare le magliette del torneo, e tutti i fondi chiaramente andranno devoluti in beneficenza all'AIRC. La festa post partita del 21, chiaramente tenuta da Creativa, tutte le consumazioni, perché ci sarà anche chiaramente la somministrazione, tutte le consumazioni andranno in beneficenza. E poi ieri sera c'è stata la storica celebrazione per i 100 anni dell'Osteria da Marino, uno dei cuori della ristorazione ma anche della storia del ghetto di Trieste. Comune di Trieste, all'Osteria da Marino, in segno di stima e apprezzamento per il traguardo dei 100 anni di attività. Anche il sindaco di Piazza è uno dei principali avventori, insomma, storici del locale da Marino. 50 anni fa abbiamo passato dai 20 in poi, io ne ho 70, per cui si veniva qua da Marino fino alle 3-4 del mattino. Poi uscivo, dicevo ciao ragazzi, buonanotte, e mi arrivava il secchio d'acqua perché la via era stretta con questa voce che ho. Un secolo di storia tra i tavoli in legno dell'Osteria da Marino, ritrovo per tantissimi triestini, amici, studenti, colleghi, per diverse generazioni, e meta pure di turisti e personaggi famosi dello sport, della musica e dello spettacolo.
A volere la festa per i 100 anni di Marino sono stati i nuovi gestori, Ivan e Nils, due giovani già clienti del locale che si sono impegnati nel tramandarne la tradizione e la storia. Qui abbiamo il documento originale, il primo documento che attesta l'esistenza di Marino, dell'Osteria da Marino, 28 maggio 25, 1925 però. Sì, esatto, infatti siamo fortunati perché chiunque ha portato avanti Osteria da Marino ha sempre preservato la storia che lo precedeva e infatti abbiamo qui il documento ufficiale che attesta la licenza della prima apertura da parte di Samuele Cesana il 28 maggio 1925 e poi ho anche altri documenti che attestano purtroppo la chiusura l'8 maggio invece 1140 a causa delle origini ebraiche di Samuele, quindi che era stato costretto a chiudere l'esercizio. Prima all'inizio ero un cliente fisso, come tanti altri, ero tanto appassionato di vino e grazie a Mauri che cercava una persona che vada avanti con l'Osteria da Marino e che mantiene tutta la tradizione, e ovviamente che ho accettato subito e niente, praticamente adesso andiamo avanti e speriamo di fare il meglio possibile. Maurizio Boz è il proprietario precedente, il gestore precedente dell'Osteria da Marino. I miei ricordi particolari sono nei primi anni che eravamo. Abbiamo avuto notti e serate meravigliose cantando, raccontandoci barzellette, questo era proprio un posto dove stare tutto il giorno. Bene, allora ci fermiamo per la pubblicità, vi ricordo questa sera Ring 21:10.